Grazie al professor Tagliagambe, che credo che con la sua relazione abbia dato bene il senso dell'importanza appunto della conoscenza, dell'educazione, ma anche della ricerca. Tutte le cose che sono state dette credo che siano argomenti di grande missione, non solo per questa sera, ma anche eventualmente per ulteriori approfondimenti che su questo tema fondamentale anche per questo territorio, quando si tratta di ragionare in termini di sviluppo, è necessario affrontare. Chiosava il professor Tagliagambe che forse quella sperimentazione frettolosamente è stata così tralasciata. L'obiettivo di questo convegno è anche risollecitare dal basso l'idea che una sperimentazione come quella, una innovazione come quella dell'articolo 13 del decreto Bersani può essere ripresa se gli attori, i soggetti istituzionali, tutti quelli che credono in queste cose stimolano, fanno in modo che si riprenda un percorso che... Scusate, posso dire un'ultima cosa? C'era un'esperienza di rete che metteva in rete le 540 scuole medie e superiori della Sardegna. Questa rete è stata distrutta. Nel momento in cui si parla di reti e di forza di connessione delle reti, la Sardegna era la regione, l'unica regione che disponeva di una rete completa che connetteva tra di loro gli istituti medi e superiori. Questa rete è stata disattivata e distrutta. Va bene. Detto questo, aggiunto anche questo, io passerei invece la parola alla senatrice Bastico, che in qualche misura è stata presentata in modo egregio intervento del professor Tagliagambe, che ha coordinato non solo il gruppo di lavoro, ma è stata assieme al ministro Fioroni quella che più ha creduto in questo rilancio dell'istruzione tecnica e professionale, che inverte una tendenza che con la precedente riforma invece in qualche misura si sta